professor Maggi, Buongiorno Renzo, ben trovato con il nostro Maggi, come sta? Molto bene, il nostro consueto appuntamento è dello sprizzetto con il succo di frutta alla pera, Sì, perché oggi è uno sprizzetto siamo originale. politicamente corretti, non vogliamo... Com'è che chiama in inglese? Politically correct. Bravo, chi meglio di lui? No, Chi meglio di lui? Allora, settimana Sì, fondamentalmente tranquilla, non ci sono stati grossi Molto. episodi strani. Abbiamo già sviscerato il discorso tra l'altro con un ospite illustre la settimana scorsa. Vediamo questi microfoni qua se riusciamo a metterli a posto, con il presidente Iva Dallara Sì. dei diritti esclusivi di pesca. Novità non ce ne sono perlomeno in questo momento, vedremo cosa succederà, se avremo... Penso che nelle prossime settimane qualche novità l'avremo. Speriamo positiva. Però noi per siamo tutti. qui attenti. Noi siamo qua attenti con le nostre potenti mezzi. Non come i corvi, siamo attenti alla notizia, No, non come i corvi. Noi siamo contentissimi se questo problema viene risolto una volta per tutto, per rispetto degli amici pescatori e non solo. Allora, questa settimana di cosa vorresti parlare tu? Io ti provo a dare un input? Sì, prego. Allora, secondo me, fiducioso. No, prendendo spunto che è morto Terracina, che è stato uno degli ultimi deportati da Auschwitz, una persona che ha fatto veramente la storia e ha parlato molto, l'ha parlato in maniera postuma, però perché leggevo un articolo che Terracina ha cominciato a parlarne dopo 20 anni del fatto, quindi anche per una sorta di pudore che forse aveva. Negli anni 90. La domanda è questa: c'è antisemitismo nella nostra provincia? Devo essere sincero, io non ne ho mai trovato traccia, anzi, non ne ho mai trovato traccia. Forse come tu mi ricordavi prima che il cimitero ebraico del comune capoluogo non è proprio tenuto. È veramente trascurato, Sì, non è tenuto bene. Ma io non ho mai trovato traccia, mai, proprio mai. Vuol dire che è una provincia ancora sana, vuol dire che alcune ideologie rimangono dove devono rimanere, cioè lontane dal comune pensiero e dal comune agire. Io mi ricordo che fu una delle primissime esperienze che ebbi come assessore comunale. Il sindaco allora Carlo Piombo mi disse in giunta: chi vuole, noi di solito ogni anno andiamo a Mauthausen alla giornata, e chi di voi vuole andare? Allora ho alzato la mano in giunta e ho detto: se nessuno, vado io. E sono andato, è stata una giornata... Ti sconvolge. Ti sconvolge. Quest'estate sono andato con mia moglie alla risiera di San Sabba, l'unico campo di piccolo, campo di sterminio, perché hanno ucciso. Sì. Sì. E dove sarebbe questo? È vicino a Trieste. Vicino a Trieste, dove i nazi fascisti, perché erano sia italiani che tedeschi, dalla vergogna di rendersi conto di fare cose turpi e di un assassinio pianificato, prima di andarsene distrussero il camino, distrussero tutte ma li hanno ricostruiti. Ma prendendo spunto appunto dell'antisemitismo, ed è la nostra provincia una provincia razzista? O c'è quest'onda di pseudo-razzismo che effettivamente c'è? Qualcuno dice no, non c'è, impossibile, però effettivamente un po' di razzismo verso tante categorie, non una sola. Beh, diciamo la verità, c'è l'aspetto diseducativo dell'avere paura del diverso. Questo esiste un po' dappertutto, ma esiste a qualsiasi latitudine. Si tratta di sviluppare la cultura dell'intelligenza e dell'accoglienza. Una volta erano i meridionali, adesso sono altre categorie, i profughi. Il problema vero è la mancanza di cultura. Ragionandoci sopra bisogna... Sì, perché ognuno di noi è diverso rispetto a qualcun altro. Se andiamo in Siria sono convinto che non ci trattano. E quindi se andiamo... la cultura, l'intelligenza, l'approfondimento della relazione anche con gli girare, altri. Anche girare. Sì, bravo, bravissimo. Girare tanto, perché... chiudo questo primo spottino, il nostro sprizzettino. Ho presentato con l'amico Gianni Vidali, che abbiamo avuto come ospite anche in uno sprizzetto, il suo libro, e si parlava appunto che la gente dopo l'alluvione, sai, c'è stata l'immigrazione gigantesca anche prima dell'alluvione e dopo, chi ha resistito è rimasto qua con le sue radici e altro. Io provo contoriamente, poi te lo faccio anche a te la provocazione.
È stato un bene o un male? Nel senso che non è che ci siamo chiusi a riccio e come fanno fatica, specialmente dalle nostre parti bassopolesine, ad accettare chi viene da fuori, anche le nuove generazioni fanno la stessa fatica. Sai, io penso che la prima grande educazione avviene in famiglia. Se qualcuno bestemmia in famiglia, bestemmieranno i parte figli. da bestemmia. Se qualcuno, ne dico un'altra, se qualcuno picchia la moglie in famiglia, il figlio picchierà la sua morosa più avanti. Quindi l'educazione primaria viene in famiglia. È una famiglia poco educata, purtroppo, quindi non si può delegare tutto alla famiglia o tutta alla scuola. La scuola Ci vuole un mix. Ci vuole un mix e bisogna colpire dall'inizio i comportamenti deviati, perché altrimenti diventano un elemento di quotidianità accettato. E questo non va bene. Ok, sai cosa? Io mi bevo il mio succhetto. E io, professor Maggi, alla prossima puntata. Al prossimo Arrivederci. giro.